Allora, buonasera a tutti, buon pomeriggio, sono Alessandro Ponzè, sono il presidente della sezione 25 aprile di Milano di DSP. Prima di tutto vorrei ringraziare Sonia, che è la nostra coordinatrice provinciale, che ha reso possibile comunque questo incontro con la sua passione e determinazione. Grazie anche a Luca, che ha sistemato la sala, gli impianti audio e tutte queste video e tutto quello che ci va dietro. Non è scontata sta cosa, probabilmente se non ci fosse lui non avremmo neanche i microfoni probabilmente adesso. Va bene. Grazie a tutti gli iscritti, i simpatizzanti che hanno partecipato e contribuito a costruire questa giornata con spirito attivo e soprattutto generoso. Siamo qui a presentare un libro che va dritto al punto, La nostra rivoluzione culturale di Antonello. Un titolo che non è solo provocatorio, ma comunque necessario in un tempo in cui la cultura viene semplificata o appiattita. Cresti, Antonello, ci invita a presentare, a pensare e a mettere in discussione e a recuperare radici, senso e identità. È un libro che ci riguarda come persone innanzitutto, ma anche come comunità politica. Non mi dilungo troppo perché non avrei nient'altro da dire. Okay. L'incontro comunque parla da sé, sappiamo che siamo qua per la presentazione del libro, e lascio comunque la parola a Sonia, che ha avuto sia l'idea che la volontà forte comunque di organizzare questo incontro e questa giornata. Grazie. A te Sonia. Certo, grazie a tutti voi. Io sono Sonia, sono la coordinatrice provinciale di Venezia, come ha detto appunto Alessandro, e naturalmente vi ringrazio anch'io della partecipazione. Allora, perché la scoletta dei Caeveri? Perché secondo me Venezia e anche questo posto è un luogo di cultura, luogo di pace, luogo di arte, perché per la Serenissima i mestieri erano un'arte e questa è il simbolo appunto dell'arte e della nostra cultura oltretutto, perché mestieri, arte e cultura, questo è stato Venezia nei secoli. Quindi presentiamo questo libro che non è solo un saggio, ma è uno strumento, secondo me, di lotta culturale, la nostra rivoluzione, infatti. Un libro che parla direttamente a chi come noi sente l'urgenza di rimettere in discussione tutto ciò che ci viene propinato come inevitabile. Il pensiero unico, la globalizzazione disumanizzante, la fine della memoria culturale, delle nostre radici storiche, che ci portano a un'inevitabile crisi di identità, sia del singolo e sia dell'intera collettività. Ed è qui che entra in gioco democrazia sovrana e popolare e Antonello Cresti, che con il suo libro ci offre una bussola, una guida per orientarci in un mondo che ci vuole sempre più smarriti, persi. E lo fa senza sconti, con chiarezza, coraggio e visione. Non si limita a denunciare, propone, costruisce, traccia una strada, un percorso. Questa rivoluzione culturale di cui parla non è astratta, non è solo per accademici o per elite, è una rivoluzione che riguarda ciascuno di noi, ogni giorno, perché fa parte delle scelte che facciamo, dei valori che difendiamo, delle parole che usiamo. Come sezione 25 aprile ci conosciamo in pieno in questo approccio, perché non ci interessa essere spettatori del declino, ma protagonisti del cambiamento. E sappiamo che senza cultura, senza radici, senza pensiero critico, nessuna rivoluzione è possibile.
Per questo oggi vogliamo dire grazie ad Antonello per la sua lucidità, per il suo coraggio e per averci regalato un libro che è insieme un'analisi profonda e un invito all'azione. Perché solo l'azione consapevole, la lotta consapevole, ci porta ad un vero cambiamento. Grazie. Lascio la parola a Antonello. Grazie mille, buonasera e benvenuti. Io di solito inizio queste presentazioni a freddo leggendo una cosa che in qualche maniera poi dà il là a tutta la nostra discussione. O liquido, fluido veleno del XXI secolo, Bauman ti ha svelato, specchio delle anime frammentate. Il solido si sgretola, le comunità si dissolvono in schiuma di mare e noi, nomadi senza radici, trascinati dalle correnti, bramiamo legami che si spezzano alla prima scossa. Le famiglie, le carriere, le tribù d'un tempo, tutto svanisce in un soffio, mentre il consumo si erge a nuova religione. Divoriamo identità prêt-à-porter, cambiamo pelle come serpenti sotto il giogo del mercato, ma dentro resta il vuoto, una fame che il prodotto non sazia, una solitudine che neanche i 1000 amici virtuali possono colmare. E poi i lockdown, le mura invisibili del distanziamento ci hanno illuso con la luce fredda degli schermi. Visibilità, gridavano gli avatar danzanti, mentre le piazze restavano mute e le mani non si stringevano. La resistenza si faceva like. L'arte underground svendeva l'anima in streaming e i santuari della cultura diventavano rovine. O voi, figli della ribellione smarrita, che avete barattato la carne e il sangue con la fibra ottica, sapete che vi hanno traditi? Vi hanno promesso comunità, vi hanno dato frammenti, vi hanno promesso connessione, vi hanno venduto isolamento. E ora che resta? WhatsApp, guerre di parole, gruppi sterili che seminano discordia. Le avanguardie gridano, ma non si guardano più negli occhi. Le idee evaporano come nebbia al sole neoliberale, quel Dio invisibile che ci plasma e ci piega. Ma qui, su questa terra solcata da lacrime, deve risorgere il solido, l'intenso, il pesante, strutture come rocce, comunità che respirano insieme, occhi che si incontrano, voci che cantano all'unisono. Non ci salverà la liquidità, non ci salverà il virtuale. La rivoluzione sarà fisica, concreta, comunitaria, o sarà il silenzio eterno. Grida dunque, costruisci con mani callose. Chi si arrende al liquido fa il gioco del potere, resta saldo, fratello, sorella, perché questa terra è nostra e la ricostruiremo, mattone dopo mattone, anima dopo anima. Allora, questo era un testo in termini diciamo più poetici che riassume un capitolo del libro sul tema della virtualizzazione delle relazioni sociali. Io oggi vorrei fare con voi un excursus abbastanza breve di questo testo, toccando quei temi che ritengo particolarmente essenziali. Tanti altri ce ne sono, ma questi sono quelli secondo me che in tutte queste occasioni dobbiamo trattare anche per avere un confronto diretto. Perché la nostra rivoluzione culturale? Dunque il punto di partenza secondo me sta nel comprendere la natura della guerra di suggestione che il potere ci ha lanciato oramai decenni fa.
è una guerra appunto fatta di suggestione, una guerra che viene portata avanti attraverso l'avvelenamento delle parole, del linguaggio, delle categorie, delle espressioni. Su questo ci torneremo molto presto in maniera specifica. Com'è che si inverte questa tendenza e si riesce a stabilire una controegemonia, cioè ribaltare appunto l'egemonia culturale oggi vigente? Noi abbiamo un elemento di forza e abbiamo anche una debolezza. L'elemento di forza sta nel fatto che oggi questo pensiero dominante sostanzialmente propone delle idee che sono profondamente decadenti, io direi addirittura morte. Mi riesce difficile provare rispetto verso figure che non sono più intellettuali, non sono più pensatori, ma sono nella migliore delle ipotesi dei meri propagandisti. Come avere oggi rispetto intellettuale dei Parenzo, dei Gramellini, di tutte queste figure tragicomiche che vengono utilizzate dal potere? Beh, è un potere evidentemente che da un punto di vista di elaborazione di un pensiero sta sostanzialmente raschiando il fondo del barile. Però il potere, con esso il pensiero unico dominante, possiede una qualità che noi invece non abbiamo. Possiede un metodo, possiede una strategia. E se noi pensiamo quindi di scontrarci, di fronteggiare questo pensiero dominante sulla base emotiva, dell'emotività, dello stato d'animo del momento, in maniera assolutamente spontaneistica, siamo destinati a essere totalmente spaziati via. Su questo dobbiamo essere molto chiari, cioè non esiste di pensare di poter istituire la nostra egemonia culturale su una base così spontaneistica. Occorre una teoria, occorre una strategia, occorre un metodo. E qui lasciatemi in qualche maniera affrontare l'unica nota polemica di questo nostro incontro. Lo faccio esclusivamente perché è funzionale alla riflessione che stiamo facendo, non per altri motivi. Il mondo che noi in qualche maniera stiamo rappresentando è un mondo che ha cominciato a germinare 5 anni fa, con le piazze no Green Pass, con la contestazione nei confronti della vaccinazione di massa, eccetera. Guardate, 5 anni nello schema della storia non sono pochi, sono uno spazio temporale piuttosto significativo. E allora io mi chiedo e vi chiedo, cosa è stato fatto in questi 5 anni per provare appunto a buttare giù i tasselli, gli elementi cardine di una teoria politico-culturale complessiva che possa fronteggiare il sistema? Niente. Su questo dobbiamo essere chiarissimi. Io per 5 anni ho visto dirette serali tutte su Facebook ogni santo giorno. Ho visto gli stessi personaggi passare da un canale YouTube all'altro, in un momento erano esperti di geopolitica, poi il momento dopo erano economisti, il momento ancora dopo parlavano del campionato di Serie A, il momento ancora dopo parlavano, non so, di qualsiasi cosa, tuttologi del nulla. Ho visto vendere amuleti a giro per l'Italia, ho visto piazzare spettacolini di vario genere. Ecco, questo non è pensiero, questa non è politica, questo è un circo. E io con molta chiarezza vi vorrei dire che da questo circo noi dobbiamo prendere le distanze con una nettezza assoluta. Come si prende le distanze? Beh, innanzitutto in questa maniera, provando a creare una teoria complessiva, che è qualcosa che forse non porta i cuoricini su Facebook, non porta i follower, ma è quello che ci serve. E se noi ci affidiamo a figure il cui unico interesse è appunto quello di aumentare il numero dei follower,
Ma allora possiamo tranquillamente stare a guardare Il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi, perché non meritiamo minimamente di incarnare un'opposizione vera a questo potere. Ciò detto, ripeto, era una parentesi necessaria, andiamo sul tema, secondo me, che tra tutti è il più fondamentale, che riguarda la natura della egemonia esercitata oggi dal potere. Dicevo prima una guerra di suggestione. Proviamo a entrare più nel dettaglio. Il potere odierno conosce un principio molto preciso. Questo principio è quello secondo cui chi possiede le parole, il linguaggio, è in grado di plasmare la realtà. È un principio tecnicamente corretto che nella storia della filosofia è stato espresso, è stato elaborato da figure come Wittgenstein, come Lacan, come Foucault. Ed è esattamente così. Nella realtà, in particolare nella realtà odierna, prima vengono le parole, poi viene la nostra percezione della realtà. Facciamo un esempio che ci tocca tutti da vicino. Una tipica strategia di suggestione portata avanti dal potere è quella di calare in maniera improvvisa dalla sera alla mattina delle categorie, delle espressioni che poi vengono brandite contro l'avversario, contro chi non si riconosce nella narrazione egemonica, come dei randelli, no? Con cui zittire le persone. Complottista, terrapiattista, negazionista, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa dobbiamo fare di fronte a queste paroline magiche? Certamente non dobbiamo fare ciò che troppo spesso è stato fatto fino a questo momento, cioè comportarci in maniera reattiva, in maniera difensiva. Il famoso no, io non sono complottista, ma no, io non sono razzista, ma eccetera, eccetera. Ecco, se noi ci relazioniamo in questa maniera, dobbiamo comprendere che stiamo giocando sul terreno di gioco scelto dall'avversario, alle regole scelte dall'avversario, il gioco scelto dall'avversario. Diceva Tarek Aziz all'epoca del primo conflitto del Golfo: è impossibile combattere un nemico che è contemporaneamente anche l'arbitro. Noi stiamo facendo questo e quindi capite perfettamente che su queste basi abbiamo già perso. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare l'opposto, dobbiamo cancellare dalle nostre menti queste parole, le dobbiamo proprio rimuovere, per noi non devono esistere e dobbiamo fare semmai un'operazione di segno contrario, cioè essere noi a farci facitori, a farci creatori di un nuovo linguaggio, che io nel libro definisco il nostro alfabeto della ribellione. Cosa vuol dire? Perché detto così poi può sembrare una cosa molto più complessa di quello che è nella realtà fattiva, operativa delle cose. Vuol dire veramente, ed è anche un gioco da un punto di vista, provare a inserire nel dibattito delle parole che in quel momento nel dibattito non ci sono. Vi faccio un esempio che io sto facendo scherzosamente a queste presentazioni, un esempio scherzoso ma credo utile. Immaginiamo che una di queste sere io venga invitato da Lilli Gruber a 8:30 per parlare di questo libro. Non accadrà, ma se per caso accadesse, io so perfettamente che già alla prima domanda verrebbe calata contro di me l'accusa di essere o un complottista o un nostalgico di qualche totalitarismo del Novecento. Personalmente preferirei questa seconda interpretazione, ma insomma non si può avere tutto, scelga Lilli Gruber come definirmi. Ecco, io di fronte a questo direi con molta calma che io sono un apota. Cosa significa? È una parola greca che significa letteralmente colui o colei che non se la beve. Allora io con una parolina, semplicemente con quella parola, io getterei il panico nella redazione. In primo luogo perché la maggior parte dei presenti neanche capirebbe
il significato di quella parola. E anche se la capissero, li costringerei a stare loro a rincorrere me. Io ribalterei completamente la comunicazione da avere le spalle al muro a mettere loro con le spalle al muro, semplicemente con una parola. Oggi la comunicazione funziona così. Al di là di 1000 argomentazioni c'è la scintilla che ribalta strategicamente il tutto. E allora noi dobbiamo questa strategia la dobbiamo mettere in campo certamente con Lilli Gruber, con Bruno Vespa, nel caso mai ci coinvolgessero, ma la dobbiamo mettere in campo con i nostri familiari, con i nostri amici, con i nostri colleghi, smetterla di vivere in questo stato costante di rincorsa e essere noi finalmente a fare la lepre e a farci rincorrere. Il principio del ribaltamento della comunicazione oggi è forse l'elemento essenziale per eccellenza da parte di chi vuole provare a stabilire una narrazione, chiamiamola antisistema. Primo punto, da cui poi discendono anche le altre cose che io vorrei dirvi stasera. Da qui discende anche, secondo me, infatti, l'analisi reale di come affrontare il grande problema del politicamente corretto. Il politicamente corretto, se lo vogliamo combattere in maniera efficace e magari anche sconfiggere, non va affrontato come una ideologia, per quanto a noi avversa, a noi sgradita. Va affrontato come una vera e propria patologia. Io scrivo nel libro come una malattia mentale. Allora, può sembrare una boutade, vi spiego brevemente in 2 battute perché così non è e perché secondo me questo è il modo giusto per affrontare una dinamica del genere. Naturalmente ci riferiamo in particolar modo all'incarnazione odierna del politicamente corretto, che quindi sta raggiungendo un livello di isteria massima. Primo punto. Allora, se delle parole che esistono nel dibattito, nella lingua da secoli e secoli, non sono mai state utilizzate con uno scopo discriminatorio, offensivo, né sono mai state vissute come tali, e tutto a un tratto quelle stesse parole vengono vissute come offensive, il problema è delle parole o il problema è delle persone? Domanda retorica. Il problema è delle persone che evidentemente vivono una situazione di ipersensibilizzazione indotta, ben inteso, indotta, che se non ci fosse continuerebbero tranquillamente a utilizzare quei termini, quelle espressioni che nulla hanno di offensivo. Facciamo un esempio che è l'esempio che fa tremare i polsi, io spero non ci cada il tetto in testa, però non ho, sfidiamo la sorte. La parola negro non ha mai avuto, nel nostro caso, cioè la lingua italiana, qualche cosa di discriminatorio o offensivo. Perché? Perché questa parola deriva dal latino, che ci consente di distinguere tra il colore nero e la persona di colore nero. Sono 2 parole differenti e non c'è niente, nessuna sfumatura spregiativa. Allora, chi vi racconta questo, invece che balbettare, oh no, non volevo, lo dovete guardare negli occhi e gli dovete dire: tu sei un analfabeta, perché non conosci l'origine di questa parola, vale naturalmente per tutte le lingue neolatine, spagnolo, portoghese, eccetera, e guardate il capolavoro che questi signori hanno fatto. Per purgare la nostra lingua hanno fatto discendere questa parola non dal latino ma dall'inglese.
Cioè, in inglese esistono due parole, una è black e una è nigger. Nigger ha effettivamente una sfumatura dispregiativa. Allora, se proprio volete fare i pulitori del linguaggio, fatelo per la lingua anglosassone. Perché venite a rompere il cazzo a noi? Ecco, voi siete degli analfabeti e questo discorso su questa parola in realtà potrebbe essere applicato su tanti altri casi. Questo è un caso veramente monumentale, ma è così che noi li dobbiamo affrontare. E questo ci porta anche a un secondo punto che secondo me che mi diverte ancora di più. Io non so se ci sono in sala degli psicologi oggi. Perfetto, che di solito non ci sono. Potrei confermare allora una dinamica che è questa. Allora, vi sarete accorti che oggi principalmente la difesa di queste minoranze di cui tanto si parla, minoranze sessuali, etniche, eccetera, di solito viene totalmente appaltata dalle maggioranze. Eterosessuali che parlano di omosessuali, bianchi che parlano di negri, uomini che neanche sono una maggioranza che parlano di donne, eccetera, eccetera. Cosa rivela questo? Ed è un meccanismo anche piuttosto banale. Rivela che queste persone che dovrebbero essere invece i grandi combattenti dell'inclusività, eccetera, sono gli unici nella società odierna che vivono queste minoranze come inferiori. Vivono in una sorta di conflitto interno permanente, innanzitutto con l'idea che queste minoranze non possano autodeterminarsi, quindi siano incapaci di farlo e quindi le vedono come inferiori. Allora, in un tempo in cui si dà di razzisti, fascisti a destra e a manca, se c'è qualche razzista, io lo vedo lì tra i grandi combattenti per i diritti civili, non lo vedo nel mondo reale in cui, per carità, ci saranno sempre qualche imbecille che ce l'ha con gli omosessuali, qualcuno ci sarà, ma volerlo far diventare un fenomeno statisticamente rilevante, questa è una falsificazione bella e buona. E quindi anche qui, vedete, noi dobbiamo sempre ribaltare il discorso, non subirlo ma contrattaccare. Questo discorso, tra l'altro, ci porta a estreme conseguenze, cioè questi sono razzisti due volte. Sono razzisti nei confronti di queste minoranze che raccontano di difendere, sono naturalmente degli autorazzisti, perché tutto ciò che riguarda il tema dell'identità, della storia personale, del retaggio, oggi sono parole impronunciabili perché sono qualcosa di offensivo nei confronti del prossimo. Allora io credo che noi dobbiamo brevemente riflettere anche su cos'è questo multiculturalismo di cui questi personaggi si riempiano la bocca da mattino a sera. La parola multiculturalismo è una parola che implica, lo dice appunto la parola stessa, una presenza di una molteplicità di culture. Ora, quello che ci propongono in realtà i globalisti, gli universalisti che rappresentano il pensiero dominante, non è affatto un multiculturalismo, è una scomparsa delle culture, di tutte ben inteso. Perché in questo incontro mancato, come lo definisce un famoso antropologo italiano, tra, diciamo, Occidente e altre culture, cos'è che propongono loro? Loro propongono che noi abdichiamo totalmente alla nostra storia e alla nostra natura perché ritenuta offensiva o problematica nei confronti dell'altro. L'altro ugualmente deve abdicare a se stesso. Allora, la storia del razzismo, anche in senso biologico, ha attraversato tra il XIX e XX secolo delle fasi di grande virulenza, come sapete perfettamente. Io credo, mi spingo a dire, non ho paura a dirlo, che niente sia più razzista di una roba del genere. Loro propongono la scomparsa
del tema che invece a noi deve interessare, la salvaguardia delle differenze, il diritto alla differenza e alla diversità. In un mondo dove globalizzazione fa rima con standardizzazione, con omologazione, con conformità, noi dobbiamo dire viva la differenza, perché la differenza è la vera molla della bellezza del mondo. È vero. È questo il vero antirazzismo, vero, non appunto le parole retoriche. E in questo diritto alla differenza, naturalmente, c'è spazio anche per il conflitto, c'è spazio anche per il pregiudizio, perché queste sono dinamiche umane che dobbiamo accettare, no? Io vengo da una città, Firenze, che ha una tradizione di quello che chiamiamo campanile fortissima. C'è una forma di sfottò nei confronti del cittadino che sta a 5 km di distanza. Ma va bene. E qui, certo. L'Italia è fatta così, ma lo dobbiamo censurare? Questo o invece ha una ricchezza che alla fine ci spinge a capirci di più? Perché non è una finzione, no? Questo è un reale dialogo. Allora, viva la differenza, questo deve essere uno dei nostri slogan principali. Dal politicamente corretto mi spingo sugli ultimi due temi che vorrei affrontare con voi, poi naturalmente dialoghiamo. Il primo è quello della censura. Oggi la censura ha una capacità, diciamo, onnipervasiva, sconosciuta nei tempi passati, soprattutto grazie a una possibilità di diffusione tecnologica che in altri tempi sarebbe stata impensabile. Come possiamo disarticolare questa censura oggi? Secondo me lo possiamo fare più correttamente se capiamo un fattore, cioè perché oggi la censura sia una dinamica così accettata a livello di massa. Se durante le dittature del Novecento, noi, che ovviamente utilizzavano la censura, ma avessimo chiesto a una persona qualsiasi se riteneva auspicabile, legittima la censura, comunque avremmo notato un qualche imbarazzo. Il fattore epocale oggi è che c'è una grande componente del popolo che ritiene non solo necessaria ma addirittura auspicabile la dinamica censoria. Dici delle cose, di determinate cose sui vaccini, dobbiamo censurare. Come si fa a non censurare? Hai una visione differente da quella del telegiornale sul conflitto russo-ucraino? Censuriamo. Come si fa a non censurare? Allora, questa dinamica l'ha spiegata molto bene un filosofo sudcoreano che è Byung-Chul Han, che parla di tribunalismo di massa. Che cos'è il tribunalismo di massa? Ve lo spiego subito. Noi tutti oggi, grazie soprattutto alla presenza dei social network, siamo delle figure pubbliche. Chiunque di noi appena posta la foto sulla spiaggia o il piatto di spaghetti, in qualche maniera è una figura pubblica. Dice Baudrillard, un altro grande filosofo francese, che siamo diventati tutti il brand di noi stessi. Cosa produce questo? Produce che questa nostra sovraesposizione ci rende in qualche maniera più soggiacenti allo stigma sociale. Cioè noi siamo continuamente sotto la lente del giudizio e non è più il giudizio della mamma, del padre, della sorella, dell'amico, è un giudizio, diciamo, globale. Questo produce un conformismo di massa poderoso e produce anche un meccanismo che è ancora peggiore, cioè il fatto che la gente, per conformarsi, per sentirsi parte della maggioranza, diviene l'esercito volontario della censura, divengono dei capò. Il caso tragicomico di Alessandro Gasman che telefona alla polizia perché i vicini si fanno il barbecue durante il lockdown è esemplare.
Oggi purtroppo i nostri nemici, cioè i censori da cui ci dobbiamo guardare, sono le persone qui al bar, per la strada, nei negozi, i vicini di casa. Quindi questa lotta non è che la risolviamo invendo contro i Soros, i Gates e gli Zuckerberg, perché queste figure oggi vincono perché sono riuscite a levare questo esercito volontario. Quindi la lotta oggi sta dentro l'esercito volontario. Noi facciamo più risultato se parliamo col fornaio che se facciamo lo striscione contro il capitalismo della sorveglianza. Perché il capitalismo della sorveglianza oggi significa questo. Significa che hanno in maniera efficace creato questo conflitto orizzontale permanente in cui una parte della popolazione agisce in maniera volontaria da censore. Quindi questo è lo spunto che vi vorrei dare stasera in merito a una dinamica che tutti noi, prima, dopo, in maniera più forte, più lieve, ci troveremo a fronteggiare. Ultimo punto, che è il punto politico della questione. Che cos'è questo sovranismo popolare di cui noi parliamo? Il sovranismo popolare è naturalmente una teoria complessiva, composta di una parte più eminentemente politica e di una parte, che è questa che ho cercato di buttare giù, che chiamiamola metapolitico-culturale. Approccio quindi anche questo problema da una dinamica, diciamo, comunicativa. Voi sapete perfettamente che oggi, se noi diciamo la parola sovranista, provochiamo molto spesso una reazione quasi di spavento. Perché? Perché anche qui è intervenuta una falsificazione da parte della narrazione ufficiale. Cioè questa parola, che ben inteso a me non è che faccia impazzire come tutte le categorie giornalistiche, quindi ben inteso, la usiamo perché in qualche maniera bisogna capirsi. Però questa parola è stata sovrapposta all'idea del nazionalismo belligerante, aggressivo, tipico della prima metà del Novecento. Non è questo, e io vorrei spiegarvi perché in realtà sovranismo non è nazionalismo aggressivo, ma è l'esatto opposto, è l'unica possibilità concreta, reale, che noi abbiamo per realizzare una reale cooperazione fra popoli diversi e fra nazioni diverse. Ve lo spiego innanzitutto con un esempio, no? Proprio un esempio quasi a livello di immagine. Noi stiamo facendo delle manifestazioni a giro per l'Italia contro il riarmo e a favore per la pace. Queste manifestazioni sono simbolicamente associate alla presenza del tricolore italiano e concluse dall'inno nazionale. Noi facciamo questo perché ce l'abbiamo con qualche altro popolo? Facciamo questo perché, come vi direbbe la Repubblica, perché i sovranisti vogliono il loro interesse a discapito degli altri? No, lo facciamo perché siamo italiani, ci troviamo in Italia, evidentemente i simboli della nostra unità nazionale sono questi. Vedete, io quando intervengo in quelle piazze chiudo i brevi interventi dicendo anche viva l'Italia. Mentre dico queste due parole, è come se dentro di me risuonassero contemporaneamente queste altre parole. Viva Spagna, vive la France, Heil Deutschland, Hail to England, eccetera, eccetera. Perché? Perché il processo di liberazione nazionale, che poi significa riprendersi le chiavi di casa, che noi auspichiamo per questo Paese, sarà veramente vincitore solo nel momento in cui questa determinazione la prenderanno tutti i popoli del mondo. Io immagino un internazionalismo sovranista, cioè una collaborazione reale in senso unipolare
e multipolare nel complesso, che ci porti poi a una vera epoca di non conflittualità, non appunto la conflittualità perenne, guardate caso, portata avanti da questi globalisti che poi si riempiono la bocca di pace e tutte queste storie. Allora, io vi dico questo, non per buonismo o perché vi voglio dire volemo se bene, ma perché analizzo razionalmente le cose. Mai come in questo momento della storia i popoli come entità ci sono amici, perché mai come in questo momento della storia tutti i popoli sono totalmente disconnessi dai processi decisionali, cioè i governi dei singoli paesi mai come oggi sono disconnessi dalla volontà popolare, disconnessi dalla realtà. Pensiamo a quel tavolo, a quella scena raccapricciante del tavolo delle piste di cocaina con Macron, Merz e Starmer. Macron... Metti via tutto. Sì, quello l'ho messo via prima. Macron è uno che è in sella al potere in Francia sulla base di un golpe, perché non esiste motivazione, anche cavillo formale, che possa giustificare il fatto che questo signore stia continuando a rappresentare la Francia. Merz, che è stato eletto poche settimane fa, è il primo caso nella storia della Germania di un premier che viene bocciato al primo voto in Parlamento e per salvarlo è servito il soccorso rosso-verde di Die Linke e degli ambientalisti. Starmer vince le elezioni in Inghilterra all'incirca meno di un anno fa. Qualche settimana fa ci sono state le amministrative in Inghilterra ed è stato spazzato via da un partito sovranista, il Reform UK, che mesi fa neanche esisteva. Allora, di cosa stiamo parlando? Ma veramente io dovrei avercela con questo o quel popolo, quando in realtà tutti i popoli oggi ci sono alleati in questa nostra necessità di liberazione? Noi dobbiamo comprendere che oggi il conflitto non è più orizzontale. Lo dobbiamo far capire soprattutto a loro signori, che abbiamo capito dove sta il nemico. Il nemico non è più destra, sinistra, credenti, non credenti, autoctoni, immigrati, e tutte queste dinamiche di scissione all'interno del popolo. Il popolo oggi è il 99% contro un 1% numericamente risibile di persone che in maniera totalmente, tra l'altro, transnazionale sta detenendo una fetta di potere impensabile. Allora, se il rapporto è 99-1, voi capite che davanti abbiamo un potenziale straordinario, perché non serve neanche risvegliare il 99%, quello sarebbe una sorta di slavina incontenibile, ma basterebbe risvegliare il 10% di quel 99% per chiudere la partita per i prossimi 50 anni. Oggi ci troviamo esattamente in questa fase della storia. La storia segue delle dinamiche che sono imprevedibili, talvolta ci sono delle accelerazioni e lo stesso passo che tu potevi fare in 200 anni, adesso io credo lo faremo in 2. E allora qual è però la parola chiave, se dovessi riassumere con una parola questo libro? Questa parolina magica è protagonismo. In questa parola c'è tutto il senso della nostra rivoluzione culturale e della nostra battaglia, perché in un frangente della storia come questo noi abbiamo 2 alternative, non è che ne abbiamo 1000. La prima è quella di continuare a guardare dalla finestra, magari brontolando, e in questa maniera sapremo che abbiamo perso, ma non è che abbiamo perso ora, abbiamo perso per sempre, perché questa è la battaglia finale. Se invece vogliamo riappropriarci delle nostre vite, allora sappiamo che questa battaglia non solo è qualche cosa di combattibile, ma anche qualche cosa che possiamo vincere. La nostra parola è questa: noi dobbiamo andare ovunque a dire: tornate protagonisti della vostra vita, riprendete in mano le vostre esistenze, smettetela di
credere alla più grande falsificazione degli ultimi 50 anni, almeno, cioè l'idea che la storia sia un processo ineluttabile, che sia un processo non modificabile nel quale i popoli, le persone, le comunità sono spettatori. Non è vero, non è mai stato così. I popoli sono il motore della storia, i popoli sono protagonisti, non spettatori. Allora, se noi recuperiamo questo dato, che poi è un dato di realtà, non di utopia, questa battaglia la vinciamo. E quindi io vi lascio oggi con questo auspicio e questo grande convincimento di questa nostra battaglia. Tornare a essere protagonisti. Questo dobbiamo fare più di ogni altra cosa. Grazie. Ti faccio una domanda, Antonello. Allora, ogni tanto, e non ogni tanto, molto spesso, ci viene posta la domanda, ovviamente non siamo molto conosciuti, siamo conosciuti ma non ovviamente come... Ecco, e la domanda che ci viene posta è più o meno sempre la stessa: ma siete di destra o siete di sinistra? Sì. Bene, secondo te la risposta più valida a una domanda del genere quale potrebbe essere? Cioè, io ho capito che ovviamente poi portare in campo il fattore del sovranismo comunque ti limita, perché è un'etichetta anche quella. Ecco, e quindi secondo te quale potrebbe essere il metodo migliore per far capire che effettivamente la nostra è una volontà diversa da quella che poi viene etichettata? Ecco, eccolo qua. Allora, immaginiamo che chi ci fa questa domanda voglia effettivamente una risposta, no? Ecco, diciamo, immaginiamo questo. Allora, il discorso della destra e della sinistra secondo me va affrontato in una maniera un pochino più sottile rispetto a quella che è stata come è stata affrontata per esempio dal Movimento 5 Stelle o anche da singoli personaggi che poi si sono anche assurti al ruolo di grandi pensatori. Dunque, è vero, cioè noi dobbiamo senza dubbio come punto di partenza far capire che noi riteniamo che allo stato attuale queste due categorie, destra e sinistra, non siano più capaci o quantomeno non siano più bastanti per interpretare la complessità dello scontro in atto. Questo non significa però che noi neghiamo l'esistenza in quanto tale della destra e della sinistra, perché qui sta il punto. Dire la destra e la sinistra non esistono, questo è qualunquismo, perché la destra e la sinistra, quantomeno nelle persone di una certa maturità di età, magari nei giovanissimi no, permangono come categorie psicologiche addirittura, cioè c'è poco da fare e uno si relaziona alla realtà in questa maniera. Allora, quello che noi dobbiamo fare non è negare la destra e la sinistra, ma è fare un'operazione più ambiziosa e secondo me anche più nobile, che è traghettare finalmente nel terzo millennio il meglio delle tradizioni politiche del passato in una nuova sintesi superiore. Cioè noi dobbiamo essere bravi a prendere quegli elementi che riteniamo validi, attuali, eccetera, sia da una certa sinistra sociale, sia dal cristianesimo sociale, sia dalla destra sociale. E tutto questo portarlo a compimento in una nuova sintesi. Questa è una missione, come capite, che è prima culturale, filosofica e poi diventa politica, ma è necessaria per poi arrivare alla semplificazione. No? Il conflitto non è orizzontale ma è verticale, che è vero, ma ci deve arrivare in questa maniera secondo me. Quindi noi dobbiamo compiere questa sottigliezza, cioè far capire che non siamo degli antipolitici, perché la negazione tout court di destra e sinistra significa essere qualunquisti antipolitici. Noi vogliamo fare un'operazione differente, più ambiziosa, che è la sintesi del meglio che il Novecento ci porti da un punto di vista ideologico. Questa è una grande ricchezza del nostro ambiente, se ci pensate bene, perché il fatto di poter creare una comunità politica in cui sono presenti le esperienze, le sensibilità più varie, non è una forma di schizofrenia, lo dicevo prima, viva la differenza,
è una forma che ci consente in realtà, secondo me, una crescita interpersonale straordinaria, perché ciascuno di noi, attraverso, io sono sicuro, anche oggi siamo poche persone, sono sicuro che ciascuno di noi rappresenta un tassellino differente dall'altro, nessuno di noi ha la stessa storia, probabilmente sono anche in certi casi molto differenti. Questa è una possibilità di arricchimento e di crescita di una comunità politica, perché laddove appunto ciascuno porta una prospettiva allo stesso problema, noi dobbiamo essere tutti monolitici, un blocco unico sulla realizzazione di quali sono i problemi, ma ciascuno però porta la propria sensibilità per capire come affrontarli meglio, quei problemi. Democrazia sovrana popolare vuole essere questo, sostanzialmente, ed è secondo me un progetto veramente affascinante, che in un'epoca, no, di schematismi, di rigidità, dovrebbe anche emotivamente attrarre le persone. Ecco, proviamolo a fare in questa maniera, cioè nella maniera che chi viene e dice: guarda, tu potresti essere veramente una risorsa, ma non perché uno vale uno, che sono cose terrificanti, pericolosissime, perché ciascuno vale per quello che è. Questo è il discorso, non uno vale uno che vuol dire uno vale l'altro. Ciascuno vale per quello che è, e tu mi porti la tua esperienza, i tuoi talenti, la tua disponibilità. Questa è l'unica anche meritocrazia possibile che io possa concepire. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare, noi possiamo passare i microfoni e eccolo là, vai. Sì, magari non so se è già passato, ma parla di rossobrunismo, rossobruni, cioè proprio stato breve, ad esempio, è stato la sinistra cercava di riferito proprio che categoria è Il rossobrunismo conosco bene Costanzo Preve, l'ho conosciuto anche personalmente, è una figura che stimavo e apprezzavo. Rossobrunismo è per l'appunto una categoria giornalistica utilizzata esattamente come complottista e tutto il resto, semplicemente per screditare l'avversario. Allora, per me questa roba non esiste, l'ho detto all'inizio, per me questa roba non esiste. Mi dicono 100 volte al giorno di Rossobruno, facciano loro, tranquillamente io vado avanti per la mia strada, che non è cercare delle etichette che funzionano sui titoli di giornale, è provare a entrare finalmente nel terzo millennio, perché colmo in questa fuga in avanti di tecnologia, di transumanesimo, ma io credo che in realtà non ci siamo entrati ancora nel terzo millennio. Vorrei entrarci in questa maniera, superando in maniera virtuosa il retaggio del passato. Allora, intanto grazie per la sua presenza. Però dammi il tuo. Tua, sì, benissimo. Poi intanto mi piace anche sottolineare che sottoscrivo tutto quello che hai detto, quindi io non so se ti interessa, ma comunque sono totalmente d'accordo con quello che hai esposto su tutti i punti. Grazie. E poi la domanda è questa, c'è il grande tema della debolezza della politica, perché la politica è diventata partitocrazia, per cui la stragrande maggioranza delle persone, non solo i giovani ma anche gli anziani, non crede più in questo strumento per raggiungere una società migliore. Quindi anche il tema poi conseguentemente del partecipare o no al voto. Noi veniamo da Pordenone, a Pordenone ci sono varie comunità di persone che piano piano si sono disperse, hanno creato altre realtà oppure sono rifluite nel loro privato, e all'interno di queste comunità c'è spesso il tema, tra i tanti temi, del valore di andare a votare, no? alle europee, alle amministrative, eccetera, eccetera, ai referendum recentemente. Quindi c'è una grande disaffezione alla politica, come sappiamo. Quindi ritengo che un punto importante sarà fare in modo che le persone si riaffezionino alla politica e che capiscono che è uno strumento che può avere una ricaduta positiva. Quindi la domanda è: come possiamo adoperarci per
fare questa rivoluzione, appunto, da un lato, e dall'altra chiedo il valore del voto in sé. Quindi dal tuo punto di vista, per esempio, si va a votare a tutte i tipi di votazioni che vengono proposte, o c'è da fare una selezione? Come si affronta? Io, per esempio, alle europee non sono andato. Mio padre mi ha insegnato, che della classe del 9, di andare a votare sempre, perché per lui era un valore andare nei seggi elettorali, ed è la prima volta che non sono andato a votare. Perché non c'era nessuno che rappresentasse la mia opinione politica, quindi ho scelto di non andare alle elezioni. Grazie. Grazie a te. Allora, parto da questa ultima, che è la più semplice. Allora, il punto saliente su voto o non voto è questo. È evidente che la scelta del non voto è una scelta legittima. Io questo non mi permetterei mai di contestarlo, e ne capisco anche le ragioni, è ben inteso, che le ragioni che tu hai detto della disaffezione, del senso che la politica non è più vissuta come un meccanismo virtuoso, quindi ci sono ampie ragioni. Il punto è questo: uno può tranquillamente astenersi purché questo gesto non mi venga spacciato come una strategia superiore. Cioè, quello che io non voglio sentire è: mi astengo così crolla il sistema. Questo non lo accetto. Mi astengo perché non mi sento rappresentato, accetto tutto, ci mancherebbe altro, e come persona che fa politica mi posso anche sentire direttamente responsabile. Non accetto però queste falsificazioni, purtroppo montate a arte da personaggi che non voglio nominare, e che guarda caso concorrono esattamente allo stesso disegno del cosiddetto sistema. Io vi ho detto, la nostra parola totemica, la nostra parola magica è protagonismo. Il sistema, i Draghi, i Monti, i tecnocrati dell'UE vi dicono di essere protagonisti o vi dicono di essere dei servi muti? Vi dicono di essere dei servi muti. Ma anche tutta la cosiddetta area della contestazione, avrete notato che ha avuto in tutto questo periodo due posizioni prevalenti, apparentemente inconciliabili tra loro. La prima riassumibile con la frase abbiamo già vinto, la seconda moriremo tutti. Allora, queste due posizioni apparentemente sono proprio agli antipodi, non lo sono, perché entrambe conducono allo stesso esito, che è: non fate un cazzo. Perché se io vi dico abbiamo già vinto, ce ne stiamo lì con la pipa in bocca sul divano, tanto abbiamo già vinto. Se io vi dico moriremo tutti, tu mi dici ma allora che mi impegna a fare? Tanto la partita è già vinta, è già persa. A noi dobbiamo fare l'opposto da questo punto di vista. E chi ci dice ma è troppo difficile, ma loro sono troppo forti, ma non riusciremo mai. Allora io vi oppongo un po' perché ogni tanto ci vuole un po' di sana saggezza popolare. Se io nella mia vita mi propongo di arrivare a 100, è possibile che a 50 ci arrivi, ma se io nella mia vita mi propongo di arrivare a 0, mi dite voi perché mai dovrei arrivare a 1? Cioè, a volte le cose sono molto più semplici di come le vediamo. Perché diamine voi volete ottenere 1 se vi proponete di arrivare a 0 tutta la vita? Le persone devono tornare a essere ambiziose. Un motto del 68 era: siate realisti, chiedete l'impossibile. Io questo lo sottolineo ancora oggi, perché questo è l'approccio giusto. Soltanto chiedendo l'impossibile si può raggiungere il possibile, ma se uno già parte totalmente sconfitto, le cose non solo non cambieranno in positivo, ma andranno sempre peggio, ovviamente, perché quel tallone che abbiamo sopra ci schiaccerà sempre di più. E allora anche questo discorso, cercate di approcciare con le persone nella maniera così, anche più spiccia possibile. Volete essere ancora più triviali? Se un maschietto dice: se tu ti ambisci a portarti a letto una top model, magari una bella ragazza te la porti a letto. Se tu invece ambisci a portarti a letto un cesso, perché mai dovresti andare con una top model?
Ma io posso andare avanti via via diventando un hooligan da stadio, se volete, perché dobbiamo parlare in questa maniera, cioè essere degli intellettuali vuol dire non questi professorini con la cravatta che mi fanno vomitare anche solo a guardarle. Vuol dire sapere bilanciare il messaggio. Democrazia sovrana e popolare deve saper fare questo, cioè non deve banalizzare i contenuti e deve riuscire nel difficile compito di armonizzarli, cioè dire cose elevate, complesse, ma dirle nella maniera più semplice possibile. So che c'era un altro signore che voleva parlare. Io tornerei sul tema destra e sinistra, perché devo ammettere che la tua risposta mi ha leggermente spiazzato. Cioè, destra e sinistra sono due facce della stessa medaglia. Questo è quello a cui noi assistiamo. La sinistra liberista globalista non ha nulla di diverso da chi si è in maniera, dalla parte opposta a destra, diciamo così, espresso su temi di questo tipo. Anzi, se devo ammettere, facendo una ricognizione molto di cronaca, la destra da un certo punto di vista ha mantenuto dei confini maggiori di quelli che invece la sinistra ha completamente spiazzato. Quando però tu mi dici che la differenza sussiste, io qui non ti capisco più, perché il salto che questa affermazione non esiste più destra e non esiste più sinistra è un salto culturale, un salto politico che in qualche misura ci porta su un territorio che noi non conosciamo. Non conosciamo, e mi spiego. Il problema nostro, diciamo così, di chi vuole avere un occhio critico, di chi vuole vivere appunto con un protagonismo che è quello di essere attenti a quello che succede, è che manca un'idea di soggetto, che è l'idea che il Novecento ha ben rappresentato con le due tensioni destra e sinistra. Oggi questa cosa non è almeno questo è un problema che secondo me sussiste ogni qualvolta si approfondisce un tema di natura politica e anche di intervento politico. Il tema del sovranismo riesce in qualche misura a tenere assieme aspetti di natura sociale con aspetti, diciamo così, di rottura con l'establishment esistente, questo sì. Però ecco, facciamo un punto per volta. Vorrei che mi chiarissi questa cosa, che fondamentalmente sì, destra e sinistra sono uguali, ma in realtà sussiste ancora una destra e sussiste una sinistra. Perché messa così francamente mi spiazza e non la comprendo. No, mi spiego meglio allora. Finisco con un'altra cosa. Manca poi una dimensione profetica della politica. Noi soffriamo di questo. Il Novecento aveva una carica sua profetica, che è quella che dici tu, di un protagonismo che però non è dell'immanenza, è un protagonismo che guarda il futuro, che si dà una prospettiva, e in questo contesto appunto ci metterei dentro, per l'occasione che siamo oggi, insomma, il tema del soggetto. Ma qual è il soggetto a cui si riferisce democrazia sovrana e popolare? Cioè, è un soggetto di natura economica, è un soggetto etico, è un soggetto... Ecco, però capisco che sono temi enormi, però ecco, partirei dal tema destra e sinistra perché veramente non ho compreso la tua risposta. La tua descrizione dei fatti, quindi dello stato dell'essere, è la mia descrizione dei fatti. Io ho detto che le categorie di destra e sinistra ancora oggi sussistono come categorie psicologiche, non come reali differenze nel campo politico, che io ritengo non ci siano oggi, o almeno non ci siano in 9 casi su 10. Sono categorie psicologiche perché se vogliamo uscire dalla nostra bolla un po' autoreferenziale e andare a parlare con tutti,
Io so perfettamente che se parlo con 100 persone, soprattutto tra le persone un po' più mature, è inutile, ma loro mentalmente a questi due concetti ci torneranno continuamente. E io questo lo devo, capisci, per disarticolarlo, lo devo prendere in considerazione. Sì, però è un'operazione diciamo, diversa rispetto a un tema culturale politico. Ma il tema politico, ha detto, il sovranismo popolare è al di là della destra e della sinistra. Cioè su questo si risolve con 4 parole. Il sovranismo popolare non è né di destra né di sinistra, è al di là della destra e della sinistra. Io preferisco al di là che né, insomma, al di là della destra e della sinistra. Questo non c'è dubbio, ma però vi invito a fare questa sfumatura, perché il diavolo sta nei dettagli. La sfumatura non è la negazione grillina o antipolitica dell'esistenza addirittura mentale di queste due categorie, ma è dire che oggi queste due categorie sono ampiamente insufficienti per comprendere e per affrontare i conflitti in atto, e che semmai possiamo fare un'altra operazione, che è quella di prendere il buono che c'è in queste singole tradizioni e traghettarle in una nuova sintesi complessiva. Il sovranismo popolare è un'operazione di sintesi di idee, tradizioni, esperienze. Non è una negazione, è una sintesi. Dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, infatti, io l'ho portato a compimento anche attraverso un'altra modalità, cioè che è quella di aver introdotto ogni capitolo del libro da un excursus in cui si arriva, diciamo, alla mia teorizzazione, alla mia conclusione attraverso il ripercorrere il pensiero di pensatori, filosofi, letterati, artisti del passato, che secondo me ci offrono oggi una prospettiva utile. Nella scelta di queste personalità, io devo dire, sono stato attento non a essere coerente, sono stato molto attento a fare l'opposto, cioè veramente a cercare di conciliare approcci, posizioni, personalità che fino a questo momento della storia sarebbero stati inconciliabili. Io voglio provocare da un punto di vista filosofico una sorta di spaesamento, anche da questo punto di vista. Quindi quando poi ti inquadrano, voi siete i figli di XYZ, anche lì io voglio gettare il caos, perché deve essere una forma in cui veramente nuova, e anche da questo punto di vista, se noi ci relazioniamo liberamente al pensiero, alle categorie, veramente troviamo degli approcci utili che stanno letteralmente ovunque. Nel libro io non lo so, ho fatto qualche decina di riferimenti culturali specifici, ma ne avrei potuto fare centinaia, diciamo. Ecco, sono i primi che mi sono venuti in mente. Io mi auguro che questo libro serva anche a un'altra cosa, al di là delle idee che ho espresso, serva a compiere un percorso graduale, cioè partire da qui e via via approfondire appunto il pensiero di questi personaggi. Noi abbiamo bisogno di formazione, noi abbiamo bisogno di approfondimento, noi abbiamo bisogno di capire che essere contro la narrazione ufficiale significa prima di tutto la necessità di esprimere un pensiero critico radicale, un dubbio radicale. Un errore che noi non dobbiamo fare è opporre agli slogan del regime degli slogan nostri ugualmente semplificati e semplificanti. Noi dobbiamo essere capaci di problematizzare, noi dobbiamo essere capaci di rendere piena la complessità dei conflitti in atto. È più faticoso, senza dubbio, ci vuole più tempo, ci vuole più elaborazione, ma secondo me questa è l'unica strada, perché se banalizziamo esattamente come fa il potere, dal mio punto di vista il potere banalizza meglio di noi, perché ha più esperienza, ha più mezzi a disposizione. Noi dobbiamo fare una strada
completamente opposta. Bene, c'è qualcun altro che vorrebbe fare una domanda o possiamo procedere con Sonia, tu che dici? Resto perplessa di quello che dici, perché vedi, perplessa ma anche contenta, nel senso che ci sono cose che io dico da tanto tempo, no? E penso e dico anche dico e anche ne parlo, le condivido con le persone sul discorso delle differenze, per esempio, anche perché avendo conosco persone di diverse nazionalità, no? E per me la differenza non è è una crescita. E come tante volte anche noi italiani, no? Italiani del nord, del centro, del sud, e tutta questa divisione che forse ci portiamo un po' dietro, no? Perché l'Italia è stata unita nel 1861, lo Stato della Serenissima nel 1866, quindi non abbiamo tutta questa cultura di unione. Però quello che io sostengo sempre quando parlo, per esempio anche con gli indipendentisti, è che sono le nostre differenze che ci arricchiscono. Altri dicono no, perché siamo diversi. Guarda, l'Italia in ogni regione, mi hanno fatto anche questa cosa, in ogni regione hanno un'arte culinaria diversa. Vedi, siamo diversi. Ma perché? Invece di dire siamo diversi, abbiamo la possibilità di assaggiare pietanze in ogni posto, buone, diverse, perché ognuno ha le sue tradizioni. Quindi per me la differenza, come dici te, è un'unione e non una divisione, e questo dobbiamo fare questo passaggio che è importante. E poi anche il discorso che dicevi, perché faccio gli appunti, sai, il discorso della destra e della sinistra che accennava anche lui, questa differenza. Io ho sempre detto una cosa: ci sono delle cose a livello ideologico, magari delle cose buone sia di destra sia di sinistra, ok? Se noi prendiamo quello che è buono da una parte e dall'altra, possiamo fare un passo in avanti. Faccio un esempio, oppure sono più concreta. Ad esempio, va su un sindaco, prima c'è un sindaco di sinistra, ok? Fa delle leggi, delle cose, fa delle cose. Arriva quello di destra, dice no, quello che ha fatto quello non va più bene, io butto giù tutto e ricostruisco di nuovo, ex zero, senza pensare magari e avere fare un pensiero e dire magari ha fatto qualcosa anche di positivo. Prendiamo quel positivo e portiamolo avanti. Questo secondo me, questo è quindi quello che hai detto proprio mi piace, perché per me è così che deve essere. È questo che va oltre il vecchio, tra virgolette, quello che c'è stato, e costruiamo il nuovo. Giusto? Questo posso giusto fare una integrazione. Secondo me è perché un'altra deviazione della quello che è diventata la politica negli ultimi decenni è che la politica è diventata una questione di tifoserie. Questo è un altro grande problema, cioè ci sono due tifoserie contrapposte, una in particolar modo perché una è più identificata, che è quella della sinistra, gli altri sono un po' più fluidi, per usare un termine che oggi va di moda, no? Mica tanto fluidi. Sono due tifoserie, quindi sostanzialmente se io sono di centro-sinistra, il centro-sinistra dice oggi bianco, che bellezza, se lo dice il centrodestra il giorno dopo, che schifezza. Cioè, servirebbe anche una maggiore maturità nell'approcciare proprio la lotta politica, che non è anche qui un voler trovare punti di contatto che magari non ci sono, ma
quando si ragiona in termini anche più pragmatici, se vogliamo, ragionare per categorie che sono più applicabili allo stadio di calcio che alla politica è molto pericoloso, e questo sta avvenendo sempre di più. Perché sta avvenendo? Perché oggi, tra le tante forme di intelligenza che sono state sradicate nel popolo, nella gente, c'è proprio l'intelligenza politica. L'intelligenza politica, cioè la capacità di relazionarsi alla realtà in termini politici, è una qualità molto specifica che non ha a che fare con l'intelligenza pura, con l'erudizione, eccetera. Difatti, quando esisteva un modo di approcciarsi alla politica differente, negli anni 70 un metalmeccanico aveva una coscienza politica infinitamente superiore a quella di un plurilaureato oggi. E questo è un problema, perché si chiude in qualche maniera tutto il cerchio, perché se noi approcciamo la politica in maniera totalmente istintuale e emotiva, andiamo incontro a dei grossi problemi. Ve la spacceranno questa istintualità come sincerità e autenticità. Non è così. La politica, magari a qualcuno farà dispiacere, ma la politica non è solo questa componente passionale. La politica è metodo, è lucidità, è consapevolezza. Si fa politica insieme non perché siamo un gruppo di amici che vogliono andare in vacanza insieme. Ci possiamo detestare noi personalmente, però tutti noi abbiamo in mente dove dobbiamo andare. Se facciamo politica in senso maturo, capiamo che una comunità è questa, è unita dall'idea di cosa dobbiamo fare, per dove dobbiamo andare. Oggi purtroppo è diventato che appunto è il derby, Milan-Inter, Juve-Toro, Sampdoria-Genoa, eccetera, eccetera. Ecco, anche lì bisogna riportare quel tanto di maturità che va nella direzione che dici. Sì, dunque le mie esperienze politiche sono molteplici. Comunque io ho aderito a Democrazia Suona Popolare perché ascoltando Rizzo e Toscano, e li ho ascoltati ripetutamente e anche registrati perché volevo capire alla fine cosa dicessero, cosa mi proponevano, e devo dire la verità, a un certo punto il loro pensiero collimava completamente col mio. In politica estera, Rizzo ha detto l'altro giorno, ma se questa è la sinistra lui è la sinistra degli operai davanti alla Fiat, col cancello, con Berlinguer, non certo la Schlein, con i gay pride. Che rispetto, attenzione, perché io ho anche amici gay, perché sono nel campo della musica, e lesbiche, non ho nessun problema. Potrei avere un problema di questo senso con i figli, perché sono contrario personalmente che una coppia di uomini o di donne abbia un bambino, ma questa è la mia idea personale, però rispetto chiunque. Per quanto riguarda il discorso di Rizzo, quando lui parla, possibile che la pensi esattamente come me, e vi dico che io vengo da diverse esperienze politiche, perché ero stato vice segretario della Lega in provincia, poi sono passato, quando ha sbagliato in questa sala qua, avevamo la sala piena con i 5 Stelle, neanche non si entrava qui dentro. Poi uno vale uno, come dicevi te, non vale uno, perché c'è chi vale un po' di più e chi vale un po' di meno, ma non è colpa di nessuno, ognuno fa quello che può fare. Poi sono passato con Paragone, anche là un altro abbaglio, Paragone che poi insomma là ero responsabile provinciale, addirittura aveva fatto un sacco di teste, però stringi, poi si è visto dove è andato. Ha tradito tutto l'elettorato. Finalmente ho trovato una persona in Rizzo e in Toscana che li ascolto, sì, visto che sono in pensione, li ascolto moltissimo e poi mi registro anche quello che hanno detto, perché così, se per caso mi è sfuggito un paragone o un'affermazione che magari sono stato disattento, mi trovo d'accordo, insomma, è per quello che sono qui questa sera, perché altrimenti potrei essere in spiaggia, al mare. Sulle votazioni, io non sono andato a votare, perché come diceva Creccio, ma come si fa a votare contro le leggi che ha votato la sinistra? È stata la sinistra che le ha portate queste leggi qua, poi facciamo un referendum contro, ma per dare un colpo alla destra.
Allora, ecco il discorso destra e sinistra, che ormai per me questi discorsi che alcuni mi domandano, ma cosa sei, di destra o di sinistra? Non lo so. Va oltre il discorso che facevi te. Per me sono già modelli superati dai tempi. I tempi purtroppo sono cambiati e queste cose vanno superate. Perché? Perché non rispondono più alla popolazione. La popolazione non va più a votare perché è sfiduciata. Sapessi gente che incontro io, ancora un altro partito. Guarda, gli ho detto, sinceramente, questa è l'ultima speranza. Perché se questo partito non prende piede e sono programmi veramente interessanti, la gente, io personalmente basta, non vado più, perché ne ho presi di cantonate nella vita. Ho seguito prima la Lega, poi 5 Stelle, poi anche gli indipendentisti, ma sono tutti quanti fuochi di paglia, fuochi che non hanno un riscontro politico valido sotto. Praticamente e invece con Rizzo e Toscano, che quando loro parlano è possibile che mi trovi sempre d'accordo con loro, non è, cioè, ho la mente anche, insomma, ho 74 anni, ho capito che è possibile e mi trovo con loro. Ecco, perciò io sono qui questa sera perché mi trovo benissimo con questo partito, spero che vada avanti in maniera decisa, che la gente, e l'opera di convincimento che dicevi te, questo è un gran lavoro, perché veramente, insomma, questo è un gran lavoro che come militanti, come iscritti, dovremo per forza darsi da fare, con riunioni, gazebi, tavolini, e anche noi stessi qua dobbiamo essere promotori di un nuovo modo di fare politica, che è questo. Dobbiamo crederci, se ci crediamo ce la facciamo, altrimenti andiamo a casa tutti. Perfettamente d'accordo. Perfettamente d'accordo, soprattutto sull'auspicio finale. Ora non è elegante, no, farci i complimenti da soli, quindi prendo i complimenti, però diciamo non li sottolineo troppo. Mi limito a dire solo una cosa, però. Perché tu dici, ma com'è possibile che io mi ritrovo su argomenti magari di natura così varia e questo ci distingue in qualche maniera da altri movimenti politici anche del recente passato? Perché, per il motivo che oggi siamo qui, perché Democrazia Sovrana Popolare, a differenza del Movimento 5 Stelle, a differenza di Italexit, a differenza di tutti in realtà i partiti oggi presenti sullo scacchiere, ha una sua teoria complessiva. E avere una teoria complessiva è come se noi avessimo sostanzialmente davanti una mappa e la bussola per dove andare. Noi comprendiamo Italexit, per esempio, ma stiamo pure sugli esempi spicci. Italexit aveva sostanzialmente un partito che era legato a una problematica, cioè l'uscita dall'Italia dalla zona euro. Poi? Cioè, cosa pensavano di politica estera? Niente. Capito il problema? Il problema è che Democrazia Sovrana Popolare potrebbe limitarsi a dire no, siamo contro la NATO, faccio per dire, poi fine. No. La differenza tra noi e tutti questi movimenti è che noi stiamo cercando di elaborare una teoria concasuale, cioè dei nessi. Quindi, per semplificare anche qui, noi siamo in un'epoca della complessità in cui tutti gli eventi sociali sono interconnessi tra di loro. La pandemia è interconnessa col climate changing, che è interconnesso con le guerre, che è interconnesso con il terrorismo, che è interconnesso con lo spread finanziario. Tutto è interconnesso. Allora, se noi capiamo che la matrice di questi problemi è unica, e noi credo che l'abbiamo compreso, siamo più in grado anche di essere sul pezzo ogni qualvolta si presenta una problematica di tipo differente. Ecco perché non ci sentirete mai parlare in maniera ossessiva di un tema, che siano i vaccini, che sia la guerra, tutte cose importantissime ovviamente, ma cercheremo sempre di spaziare il più possibile, perché noi dobbiamo offrire una visione complessiva. E tu dicevi giustamente, cose superate, noi dobbiamo comunicare questo elemento, che noi forse, anche se magari veniamo additati come vecchi attrezzi delle ideologie passate, no, noi siamo gli unici, lo dicevo prima, lo ribadisco, che stiamo tentando davvero di entrare in questo benedetto, maledetto terzo millennio, perché gli altri
sia da un punto di vista di elaborazione culturale, sia da un punto di vista di elaborazione politica, non lo stanno facendo. Stanno continuando a vivere questa coda infinita del Novecento e bisogna a un certo punto tagliare il cordone ombelicale e proiettarsi così senza paura in mare aperto. Ecco, noi vogliamo veleggiare in mare aperto. Democrazia Sovrana Popolare è questo. Ecco, solo una piccola considerazione. Ecco. Io mi sono iscritto a Democrazia Sovrana Popolare perché nello scorso autunno, perché ero stanco del Partito Democratico, perché io fino ad allora ero iscritto al PD e, come appunto ricollegandomi a quello che diceva Ernesto, non mi riconoscevo in una come si dice, in un segretario, ecco, di un partito che vuole essere di centrosinistra, che si preoccupa di sfilare sul carro dei Gay Pride o quello che era, ecco. Quindi io nelle parole di Marco Rizzo, quando lo ascoltavo in televisione, sentivo, diciamo, ecco, mi sembrava di percepire un ritorno al vecchio significato, al vecchio significato di sinistra. Vedi che la categoria psicologica esiste, per esempio. Lui è un caso, quindi non possiamo negarla in maniera radicale. Vedi, lui sta dicendo Rizzo rappresenta un'idea giusta, di questo stiamo parlando. No, su quello siamo tranquilli. Vabbè, ma comunque diciamo così che definire, insomma, quello che io penso, ecco, è che noi come partito dobbiamo andare a parlare alle periferie che perché quando dicono che il Partito Democratico è diventato il partito delle ZTL, io effettivamente, quando ho cominciato a sentire queste cose, le ho trovate assolutamente vere. E quello che secondo me come partito dobbiamo fare è rivolgerci a tutti, ma in particolar modo alle periferie, ecco, che adesso, insomma, ecco, certamente dalla sinistra intesa come sinistra di oggi non trovano ascolto. Come pensi? Le periferie inteso come la parte un po' più distante dal capoluogo? No, sì, non in senso periferie, in senso metaforico, no, non in senso geografico, certo. in senso Non avevo capito. sì, non in senso composizione sociale, diciamo. Nel senso di fasce più deboli a livello socio-economico. Certo. Comunque uno dei piani, degli obiettivi, comunque sia del PD, che comunque è quello di puntare su quelle fasce. Cioè, già. Non lo so, però comunque si parla sempre di questo discorso, non so se si sente oppure no, però quella è la questione, comunque tutti quanti puntano alla periferia. A parole? Sì, ma a parole. Sì, ma solo a parole. Sì, ma solo a parole però. A parole. Sì. Allora, io innanzitutto mi sono molto felice in pochi istanti, vedi, per esempio, una storia che proviene da un partito, il Partito Democratico, un altro amico che è stato anche con dei ruoli nella Lega. Per me questo è una soddisfazione e vi do
convintamente il benvenuto a entrambi in Democrazia Sovrana Popolare. Benvenuti ragazzi. Ci ho detto, sulle periferie, è chiaro, ma sostanzialmente è il nostro tema, cioè il nostro tema è sociale, in una parola, cioè tutto ciò che in qualche maniera possa contribuire a un riequilibrio della situazione economica di questo paese è chiaramente nella nostra agenda. Ma non, ecco, però vorrei fare una piccola anche qui precisazione. Noi non siamo un partito, come spesso è stata certa sinistra estrema, dei servi contro i padroni. Perché? Perché noi crediamo che oggi la lotta di classe esista in una qualche forma. Certamente non esiste nella forma per cui è stata per decenni raccontata. Era anche giusto, quando ne parlava Marx, ovviamente da lì la storia ha fatto dei grossi cambiamenti. Cosa significa? Significa che oggi Democrazia Sovrana Popolare certamente sta dalla parte innanzitutto dei veri ultimi, che sono i precari, che sono i disoccupati, che sono tutti quelli con quei contratti impossibili, eccetera, ma sta anche dalla parte di quelli che un tempo sarebbero stati visti come nemici di classe, gli imprenditori, i commercianti. Ecco, oggi noi dobbiamo realizzare una solidarietà di popolo contro quell'1%, dicevo prima, che è il vero nemico. Quindi certamente massima attenzione nei confronti delle categorie più oggettivamente svantaggiate, ma favorire lo studente fuori sede oppure appunto il precario a vita non significa per questo disconoscere che quei problemi sono oggi tanto importanti di attenzione quanto quelli del piccolo medio imprenditore, che tra l'altro rappresenta nel tessuto socio-economico italiano una fetta rilevantissima, che si trova strangolato da burocrazie, da balzelli di tutti i generi. Cioè, noi davvero vogliamo rappresentare non, come si diceva un tempo, la classe operaia, noi vogliamo rappresentare il popolo italiano nella sua interezza contro questi abusivi transnazionali che sono la tecnocrazia UE. Oggi l'Unione Europea è il nemico principale e l'implosione di questa gabbia tecnocratica deve essere il nostro primo obiettivo strategico. Laddove c'è la tecnocrazia non c'è democrazia. Sì, dopo la questione fondamentale, sì, come obiettivo strategico la lungimiranza diventa un fattore fondamentale nell'elaborare degli obiettivi. Altro dato importante sono i programmi che vengono stabiliti e quindi strategicamente dipende dall'evoluzione dei consensi da una parte e quindi in funzione delle dimensioni del movimento stesso. Quindi diventa fondamentale una strategia tenendo conto dell'evoluzione del partito stesso. La tua domanda? È importante elaborare una strategia al fine di... Ma dici strategia di crescita? Strategia di crescita? Di crescita. Sì, certamente, ovvio che sì. Il partito prosegue parallelamente una serie di strategie. Dicevo prima, una strategia di tipo più politico, una di visione metapolitica culturale, una che è di strategia operativa. Ecco, tu ti riferisci alla strategia operativa. Allora, per fare questo noi in questo momento siamo in una fase determinante. Da qui direi ai prossimi 6-8 mesi.
perché noi abbiamo degli oggettivi punti di forza, abbiamo anche degli oggettivi punti di debolezza. Il punto di forza, appunto, lo dicevo prima, abbiamo una teoria complessiva che nessuno ha, abbiamo una leadership piuttosto apprezzata e riconosciuta, abbiamo una classe, chiamiamola intellettuale, che in questo momento gli altri partiti non hanno. Ci manca ancora carente tutta la parte territoriale. Noi siamo oggi come una Ferrari senza le ruote. Immagina una macchina bellissima, però senza le ruote non va da nessuna parte. Allora noi dobbiamo ora la nostra priorità assoluta, prima ancora di dire dobbiamo farci vedere di più in televisione, prima ancora è che questi territori finalmente possano dare una rappresentanza piena su tutte le varie diramazioni. È partito da pochi giorni in realtà un piano che io definirei addirittura di scouting, cioè che strategicamente significa il coinvolgimento soprattutto sui piccoli comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti, che sono la maggioranza in Italia, dei piccoli amministratori, cioè consiglieri comunali, magari del piccolo comune, che in qualche maniera possano essere avvicinabili e portati nel nostro alveo politico. Questo ci consente a tutti i livelli una maggiore rappresentanza. Ci consente perché comunque sia il piccolo amministratore, per quanto piccolo, chiaramente ha un fattore di moltiplicazione di influenza, e ce lo consente anche in termini di esperienza, no? Di contatti, eccetera. Quindi noi dobbiamo alzare l'asticella numerica e qualitativa sui territori. È un progetto che veramente, ve lo sto dicendo, è avviato da meno di una settimana. È la priorità assoluta. Noi vogliamo arrivare al congresso nazionale che sarà nel prossimo gennaio con 10.000 iscritti almeno. Attualmente siamo circa 3.500, che è troppo poco, che è pochissimo per quello che stiamo facendo. E naturalmente questi 10.000 non deve essere solo un dato numerico, bene il dato numerico, ma deve essere anche un dato qualitativo, cioè noi dobbiamo sapere che su ogni provincia italiana c'è X persone che sono attive, capaci, formate. Per questo parallelamente partirà a metà luglio, quando faremo la festa nazionale del partito a Roma, 19 luglio se non sbaglio, 19 o 20, forse 19, ci sarà il momento del primo pomeriggio dalle 14, che è legato proprio anche a queste tematiche di formazione amministrativa, cioè sui comuni, sulle province, sulle regioni la gente deve anche sapere come funziona la macchina, com'è che si raccolgono le firme, com'è che si presenta una lista. Tanti non sanno, per esempio, che se noi cominciamo a ragionare in termini di strategia furba, noi di qui a un anno potremmo avere 30-50 sindaci di DSP. Volete sapere come? Ve lo spiego subito. Tantissimi piccoli comuni italiani di solito quando vanno al momento del voto amministrativo non hanno candidati in campo, non ce li hanno. Quindi se noi andiamo nel comune X, peraltro senza neanche la necessità di raccogliere le firme, e candidiamo uno dei nostri, noi abbiamo il 100% di beccarci un sindaco. Poi capite, magari il sindaco del piccolo non è che cambierà le sorti del mondo, ma noi potremmo dire DSP è una realtà, ha 30 sindaci in questo momento, e in questo momento siamo completamente fuori dalle istituzioni. Vi ho fatto una pillolina, no? Però questo è per dirvi un po' quello che stiamo preparando e realizzando in questi giorni. Poi, scusate un attimo, Alda, scusami, sì, perché tu volevo che parlassi magari te, che ci raccontassi un attimo la tua storia, il tuo sentire, il tuo lavoro politico. Ma di politica ne so pochissimo. Io
credo che esista sinistra e destra, lo credo, perché il fascismo è una categoria psicologica. No, il fascismo non è una categoria psicologica, è stato un fascismo. Mio papà ha fatto la resistenza, mia mamma era una fascista. Nei fatti lo sono stati, non nel pensiero. Nei fatti mia mamma era una che comandava e guai sono cattivi quello che voleva. Mio papà, poverino, cercava di mettere le cose. Quindi non è una categoria per me. Forse andando avanti si può anche andare oltre, come dite voi, sicuramente si può andare oltre. Però, comunque la mia esperienza è stata quella, appunto, che secondo me il PD è l'antico PC che ha votato le leggi della democrazia cristiana. Già lì è morto ed è diventato PD. Prima non so cosa sia. Questa è l'idea. Cos'era prima? PDS. Ecco, come prima i socialisti sono diventati dopo fascisti. Erano prima socialisti e poi sono diventati fascisti. Però non si può dire che i socialisti erano socialisti. Sono fascisti. Se ce ne sono ancora, non so. Però anche quello, per esempio, della votare per referendum, votare contro un... Sì, può essere. La sinistra ha appoggiato un referendum contro le leggi che aveva fatto chi l'ha preceduta, ancora, non so, per rimediare a un errore. Voleva rimediare a un errore, secondo me è un errore questo. Comunque è un discorso lungo quello dei 10 anni che riguarda i figli più che i genitori. E comunque è uno strumento democratico, di democrazia diretta, che a me piace. No, che non sono funzioni più, ma comunque, ripeto, questo ho solo di questo sono certa. Sinistra e destra. Non so se sarebbe bene superare questo. Benissimo. Ma io non ho vissuta la sinistra che la destra ho vissuta e so cosa vuol dire destra. Se si chiama destra, chiamatela in qualche altro modo se volete, potete chiamarla Genoveffa, ma comunque è quella che ti impone, che ti soffoca, mentre quell'altra, la sinistra, il comunismo secondo me non è mai esistito, è un ideale e basta. La sinistra sì, mio papà era di sinistra, era uno che ha fatto la resistenza, che è stato in prigione perché non voleva fare il saluto fascista, però ha fatto non so quanta prigione. Basta. Però noi stiamo cercando di discutere al presente, non al passato, è tutto lì, è tutto nell'utilizzo proprio dei tempi verbali. E nessuno di noi nega l'esistenza, per esempio, del fascismo, no? Non è che non c'è stato il fascismo, ma è tutto in questo c'è stato, certo che c'è stato, in questo momento non c'è, in questo momento non c'è il fascismo. Quelli che impongono non ci sono. Sì, si chiama tecnocrazia transnazionale. Questo, che in realtà, se vogliamo fare un'analisi, tra l'altro diciamo a un livello più raffinato, da un certo punto di vista è una forma totalitaria, impositiva, ma che con quella roba lì, con quell'ideologia lì, non condivide pressoché niente. Però sempre destra.
No, questo non sono proprio in grado di dirlo. Io direi che è un'abile fusione, semmai, di elementi economici, fra virgolette, di destra con argomenti di natura, diciamo, di diritto sociale, fra virgolette, di sinistra. Appunto, si diceva prima certo progressismo nei costumi, ecco, progressismo nei costumi unito a una visione economica iperliberista, se volessimo fare una sintesi. Quindi anche la tecnocrazia è, usando le vecchie categorie, un po' di destra e un po' di sinistra. Certamente non è solo di destra o solo di sinistra. C'è anche la Murgia che diceva che il fascismo è presente naturalmente, per cui continua a vivere sotto un'altra forma, con delle categorie, per cui si continua sempre a... Sì, lo so che lo diceva, per me è una fesseria colossale, però insomma... Però io sono veramente per la democrazia, quindi lo può dire tranquillamente. Io penso sia una fesseria, poi sì. Per me l'unica economia è quella di redistribuzione della ricchezza, l'unica economia valida. Questa è un'idea sociale che io, diciamo, in linea di massima condivido. Questa è un'idea, diciamo, ecco, non è una etichetta. Ridistribuzione della ricchezza, che però ti dico una cosa, vedi, se no io vado a parlare a un imprenditore veneto e comincio così, come è già successo, sai, perché sono stata presente con qualcuno e ha incominciato esattamente con persone che lavorano 14-15 ore al giorno e ha incominciato con la redistribuzione della ricchezza. Questi lo hanno guardato e cioè, lo guardavano molto perplessi, no? E a un certo punto continua con Max, con questo, con quell'altro. Io gli facevo: smettila, perché non è il caso. Cioè, con persone che lavorano 14-15 ore, con piccoli imprenditori che parlano di distribuzione della ricchezza. Vuol dire che devono pagare le tasse come devono pagarle. Le tasse devono essere scaglionate. Se questi imprenditori non facessero combutta con la politica, per carità, ce ne sono di bravissimi imprenditori, ma la maggior parte, se vuole far soldi, tanti, deve fare combutta con la politica. Poi da notare che lo Stato italiano, per pensare a una grande opera come lo Stretto di Messina, se quello non è una follia, mica dipende dall'imprenditore che evade, dipende da un complesso statale che ha il potere democrazia parlato della crisi. È un esempio. Facciamo l'esempio di Padova. Il Partito Democratico ha fatto una follia, cioè 2 tram, 2 linee, sta mettendo a squadra tutta gli altri, cioè milioni in debito del PNR che poi... Sbagliato. Allora chi l'ha deciso? Sbagliato. I no, l'hanno deciso i politici. Ma cosa c'entra? Perché i cittadini dormono. Cosa c'entra adesso la destra e la sinistra? No, c'entra che i cittadini dormono, che non c'è un partito appunto che dovrebbe fare vigilanza come dove fece popolare, che si fosse ovviamente... Non c'entra più, sono d'accordo, non c'entra più. Appunto, allora è inutile terminarla con gli imprenditori che sono lo stesso vittime. No, hai parlato lei di imprenditori, io parlavo di redistribuzione della ricchezza, che vuol dire tanto l'evasione fiscale combatterla, tantissimo. Combattere l'evasione fiscale e poi tutte queste multinazionali che pagano a forfait qui il minimo esatto. E hanno questa è la vera, è dove bisogna mettere appunto i puntini sulle i. No, anche quella. Soprattutto quella. Cioè, se noi ci rendiamo conto quanti soldi lo Stato passa alle fondazioni bancarie che fanno business comunque,
allora, cioè, ma è lo Stato che lo permette, e se noi non cambiamo questi paradigmi e le banche ci sguazzano. Ma certo. E allora lo Stato lo permette. Però vedi, anche sulle tasse bisogna individuare quali sono i veri avversari. Dicevamo prima che non possiamo additare gli imprenditori ora come nemici di classe, ma ci sono in realtà dei nemici generali, le multinazionali. Le multinazionali operano sul nostro territorio senza versare un euro di tasse. Allora, se noi andiamo in Parlamento, la prima cosa economica che chiederemo è che le multinazionali o pagano le tasse o se ne vanno da questo territorio. Ecco. In Italia gli stipendi sono i più bassi d'Europa. Non c'è stato un adeguamento degli stipendi con l'aumento dei prezzi e quindi il costo della vita effettivamente. Questo è stato con l'ingresso dell'euro, in cui grazie al fatto che questi signori che ci hanno svenduti, Prodi, Andreatta, Ciampi, lo hanno fatto sulla base del cambio allora favorevole alla Germania, quindi al marco di allora. Per gli altri paesi sostanzialmente la situazione è continuata, no? In una linea retta. Per noi ci siamo trovati con gli stessi stipendi e un costo della vita raddoppiato dal giorno prima al giorno dopo. Allora, ora le cose sono due. La mia ipotesi in realtà ancora più che intervenire sugli stipendi è intervenire sul costo della vita. Il costo della vita deve essere riparametrato a quando c'era la lira. Con i costi della vita vengono dimezzati, allora vanno bene anche gli stipendi di oggi. È ancora più semplice. Quando c'è stato l'euro non sono controllato, tutti i negozianti alzavano il cambio. Certo. E mi ricordo il primo mese da 1900 il cambio. È molto semplice, l'euro ha il potere di acquisto delle 1000 lire, ma vale 2000. È questo. Sì, ma prima non facevano il cambio giusto, anche i supermercati sbagliavano il cambio. No, qui non darei colpa ai negozianti. No, c'è stato, effettivamente c'è stata una speculazione, c'è stata una grande speculazione, perché l'appartamento che era stato costruito prima del cambio lo vendevano a 90 milioni di lire e poi l'hanno venduto a 90.000 euro, che sia esattamente il doppio. Quindi non è che io ho speso come si dice effettivamente, ma è la stessa cosa anche con la produzione, perché ti dico una cosa, la speculazione la fanno purtroppo i commercianti, perché io alla produzione, per esempio quest'anno il frumento è andato una cacchiata, cioè ai nostri agricoltori italiani, cioè se la sono presa qua quando l'hanno venduto, e però poi tu la pasta me la paghi, cioè hanno aumentato i prezzi, quindi c'è tutta questa, cioè è lato che bisogna lavorare, non è di certo sulla produzione che addirittura ci mette, perché bisogna stare anche attenti, questi sono dei piccoli particolari, cioè dobbiamo conoscere esattamente tutti i sistemi, sì, ma anche l'economia ormai è governa. Ma anche la tassazione in generale è molto elevata. Sì, questo è il discorso, perché ad esempio perché se dovessi dichiarare tutto, su 100.000 euro che uno dichiara, questo posso dirlo io, 70.000 sono di tasse e di imposte. Ahimè sì. Purtroppo sì, siamo arrivati a questa. Fai una tassa al 30%, poi gli fai l'indagine fiscale, se non fai l'attività, e poi ci metti, e poi non abbiamo nemmeno non è così, la tutela del credito. Prendono 70 cioè la tua impresa. Dico, io sono stato commerciante ora in Italia. Scusami se io scusi. Dichiari 100.000, 70% di tasse. Ma no. Sì. Allora, io mi occupo di gestione aziendale e però guardo anche le buste paga, quindi so anche valutare bene. Allora, quando io ho le mie analisi, perché i ragazzi magari delle volte mi chiedevano quanto versavano effettivamente loro dalla busta paga di INPS, allora andiamo a fare i conti, no? I conti.
Allora guarda, tu quest'anno dalla tua busta paga, non quello che paga il titolare, hai capito? Dopo quello che io verso di INPS, sto parlando di INPS. Quindi se io facevo la somma era inferiore agli IVS, che sono cioè è quello che lascia giù la partita IVA di INPS. Sono 4, cioè sono pagati all'inizio. Quindi le partite IVA, ma partita IVA, piccole imprese, perché io se ho anche una SAS comunque devo essere iscritta all'INPS e devo pagare gli IVS, hai capito? Una SRL sei sicura? Facciamo una SRL, ok, con la SRL sì, puoi essere più sicura sotto un certo punto di vista, perché se io fallisco non pago nessuno teoricamente, però non è detto neanche quello, perché comunque ci sono degli appigli anche là, Sta a pensare che sia così semplice sfuggire allo Stato italiano. Posso Prego. dire una cosa che credo sia molto non solo parlare alle periferie e al popolo nella sua variegata e dispiegata forma, ma anche imparare a parlare fra di noi, in modo che, diciamo così, si riesca a attraversare dei temi e delle questioni in maniera, diciamo, utile e comprensibile per tutti. Ecco, questa è la mia opinione. Dobbiamo andare, quindi... Assolutamente sì, infatti io sono dell'idea, per usare secondo me una parola giusta, e anche questo fa parte di un percorso di formazione progressiva di tutti i quadri, dal semplice iscritto fino ai dirigenti. Noi dobbiamo creare la coinè di DSP, quindi che se tu parli con Marco Rizzo, parli con me, parli col dirigente locale o parli con l'ultimo degli iscritti, sostanzialmente tutti parliamo lo stesso linguaggio. Se riusciamo a realizzare questo, abbiamo fatto un bel pezzetto di strada. Grazie. Bene, grazie a tutti per la presenza. Vi ricordo che lì in fondo c'è il libro per chi è interessato, chi vuole glielo firmo, e grazie ancora e buona serata.